Tragico schianto tra un'auto e un camion nel tardo pomeriggio sulla Romea, Cavanella d'Adige, una vittima, caos lungo la strada. Schianto di Fossalta di Portogruaro è morta dopo un giorno e mezzo di agonia la 59enne che si trovava con la figlia 28enne nell'auto scontratasi con un'altra vettura sabato sulla statale 14. 4 imbarcazioni, 2 delle quali battenti bandiera inglese, scoperte e sequestrate dai finanzieri e vigili a Venezia, venivano utilizzate abusivamente come veri e propri alberghi galleggianti. Scoperti dalle fiamme gialle oltre 4 milioni di euro occultati in paradisi fiscali, a finire nei guai 2 imprenditori del Trevigiano. Blitz della Digos all'alba nelle abitazioni di alcuni militanti di Casa Pound, considerati gli autori di scritte neonaziste comparse lo scorso 28 ottobre sui muri di Padova. Continua a far discutere il caso del video contro la polizia girato e pubblicato durante i controlli di venerdì notte a Treviso, le parole del deputato Gianangelo Boff. In Veneto meno smog, la qualità dell'aria sta migliorando grazie alle pratiche anti-inquinamento messe in atto da Regione e Comuni, il dato è emerso dal summit di Legambiente. Fitness influencer padovana Francesca ha scelto 5 anni fa di sottoporsi ad un'operazione per non avere figli, il suo racconto ai nostri microfoni. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, questi dunque i titoli, ma in apertura subito il sondaggio di questa sera relativo alle tensioni che ci sono state nei giorni scorsi in merito all'accoglienza dei migranti tra il nostro paese e la Francia. Oggi una telefonata di pace tra il presidente Mattarella e il presidente Macron. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è questo: profughi e ONG, serve la pace con la Francia? Se la vostra risposta è sì, numero 0422 1626691, 0422 1626690. Se la vostra risposta è no, la telefonata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga correttamente registrata. L'esito questa sera nel corso di Ring, in diretta come sempre a partire dalle 21:15. Siamo alla cronaca con lo schianto mortale accaduto poco prima delle 18 lungo la Romea a Cavanella d'Adige, frazione di Chioggia. Un'auto è finita sotto un camion, è morto l'automobilista e un altro incidente, per fortuna senza feriti, si è verificato all'altezza di Lughetto di Campagna Lupia, sempre lungo la statale 309 che è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Code ovunque, non solo sulla Romea ma anche su tutte le strade interne. Ed è morta dopo un giorno e mezzo di agonia la mamma di 59 anni che era rimasta gravemente ferita nell'incidente di sabato scorso a Fossalta di Portogruaro. Resta grave la figlia di 28 anni che viaggiava con lei a bordo della vettura. Non ce l'ha fatta Federica Soncin, la 59enne di Portogruaro, ricoverata da sabato sera scorsa a Mestre dopo essere stata trasferita da Portogruaro e spentasi questa mattina dopo lo scontro frontale a Fossalta di Portogruaro in località Vado contro l'auto condotta da un 29enne friulano di Latisana. La 59enne, che viaggiava come passeggera nell'auto guidata dalla figlia, è morta per le gravissime ferite riportate nell'incidente frontale avvenuto all'incrocio tra via Fermi e la statale 14 e avvenuto durante un sorpasso. Rimangono gravi anche le ferite per la figlia di 28 anni. Federica Soncin, originaria di Concordia, si era prima trasferita a San Donà di Piave, poi a Fossalta, titolare di una ditta di videogiochi di San Biagio a Fossalta, fondata dal marito con cui abitava a Santa Rita in una villetta vicino alla chiesa. Restiamo a Venezia con barche utilizzate come alberghi galleggianti. Peccato fossero sprovviste delle previste autorizzazioni. 4 i sequestri da parte delle Fiamme Gialle. Sequestrati a Venezia 4 imbarcazioni utilizzate come veri e propri alberghi galleggianti, senza averne però i necessari requisiti. Il sequestro dopo un controllo congiunto di Guardia di Finanza e Polizia Locale. 2 delle imbarcazioni ormeggiate, una vicino all'altra, alla Giudecca, le restanti nella vicina isola di Saccafisola e battenti bandiera inglese. Ci troviamo di fronte a una ricettività che è borderline e con una definizione normativa di difficile comprensione e difficile adattamento.
Noi non possiamo che essere sempre dalla parte della Guardia di Finanza, che ovviamente si è preso questo provvedimento, aveva delle ragioni giuridiche forti, e attendiamo di vedere come proseguiranno i fatti. Le imbarcazioni gestite come strutture alberghiere collegate internamente tra loro per mezzo di una passerella. In totale disponevano di 27 cabine con sistemazione in doppia e tripla e potevano ospitare fino a 75 persone. Certo che di queste situazioni borderline Venezia è piena. L'ispezione condotta dalle Fiamme Gialle e dalla Municipale ha fatto emergere irregolarità amministrative che andavano dall'abusivismo dell'attività ricettiva a presunti illeciti edili. L'ispezione di oggi è soltanto l'ultima di una lunga serie e che fa seguito a quella di fine luglio scorso. L'operazione della Guardia di Finanza è cosa antica, nel senso che già nel passato erano stati presi dei provvedimenti. Scoperti oltre 4 milioni di euro occultati in paradisi fiscali, nei guai 2 imprenditori del Trevigiano. Abbiamo individuato 2 imprenditori trevigiani che hanno occultato all'estero 4,2 milioni di euro presso banche con sede in Svizzera e nel Principato di Monaco, paesi definiti come paradisi fiscali. Nei guai sono finiti 2 imprenditori trevigiani attivi nel settore metalmeccanico e in quello dell'arredo per uffici. Le indagini delle Fiamme Gialle, grazie alla cooperazione internazionale tramite il reparto del Comando Generale, hanno permesso di ricostruire l'entità delle somme che 2 contribuenti hanno trasferito all'estero, facendoli sfuggire al fisco italiano. Le disponibilità finanziarie erano intestate in questi paesi esteri non direttamente ai 2 imprenditori, ma a società appositamente create per evitare di creare un collegamento diretto con le 2 persone. Soggetti giuridici creati appositamente per schermare ulteriormente i titolari delle cospicue somme e rendere più difficoltosa la loro individuazione, ma le Fiamme Gialle sono riuscite a risalire ai 2 imprenditori. Gli elementi acquisiti hanno consentito di ricondurre le somme giacenti sui rapporti bancari esteri ai 2 contribuenti trevigiani e sottoporle a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, recuperando quasi 2 milioni di euro. Le indagini hanno avuto origine da una segnalazione della Guardia di Finanza di Firenze che aveva individuato un'associazione a delinquere finalizzata all'indebita raccolta di risparmio sul territorio nazionale. Indagini che avevano scoperto come diversi cittadini italiani, tramite un'organizzazione criminale transnazionale, avevano trasferito capitali ingenti all'estero in paesi considerati a fiscalità privilegiata. Intervento ieri pomeriggio lungo la pista ciclopedonale adiacente il canale Taglio a Mirano, con i carabinieri intervenuti per salvare una donna aggredita da un ragazzo minorenne che dopo averla fermata aveva tentato di abusare di lei. L'adolescente a bordo di una bicicletta aveva seguito la donna fino ad un sottopasso dove in quel momento non c'era nessuno, scegliendo il momento più opportuno per l'aggressione. La vittima è riuscita ad urlare e di vincolarsi, attirando l'attenzione di un maresciallo dei carabinieri che svolgeva attività fisica poco distante e altre persone. I 3 si sono messi all'inseguimento dell'aggressore fino a raggiungerlo. La donna ha riportato lievi contusioni dovute alla reazione e alla colluttazione, guaribili in pochi giorni. Il fermato è stato condotto in caserma e al termine delle formalità dichiarato in stato di arresto per tentata violenza sessuale. Da Zaia assassino a Zaia boia a il vaccino uccide, no Raid, no Vax a Quinto di Treviso lungo lo Stiglia. Ad accorgersi delle numerose scritte vergate su panchine e cartelli alcuni volontari della vicina colonia felina che hanno chiamato i carabinieri. Si tratta dell'ennesimo blitz che vede interessata la marca trevigiana dopo le scritte davanti alla sede della CGIL e quelle contro il sindaco di Treviso Mario Conte apparse davanti ad una scuola e l'attacco alla sede della microbiologia dell'ospedale Cafoncello allagato appunto in un raid vandalico. Blitz della Digos a Padova all'alba nelle abitazioni di alcuni militanti di Casa Pound, considerati gli autori di scritte neonaziste comparse lo scorso 28 ottobre sui muri della città.
Nella notte del 28 ottobre hanno imbrattato i muri di Padova con scritte nostalgiche nei confronti del fascismo. Una su tutte inneggiava l'anniversario della marcia su Roma, 100 anni di fascismo 1922-2022, scritta con lo spray nero. Un gruppo di militanti neofascisti appartenenti a Casa Pound, autori di questi vandalismi, sono stati denunciati dalla Digos di Padova, che questa mattina all'alba ha perquisito le loro abitazioni e la sede del movimento di estrema destra in Riviera Paleocapa. 5 ragazzi tra i 20 e i 30 anni residenti in provincia sono stati denunciati per i reati di apologia di fascismo e danneggiamento aggravato. Le scritte sono comparse sui muri di alcuni palazzi storici del centro di Padova, in particolare in via del Santo, nella sede della Facoltà di Scienze Politiche, e in via Barbarigo, nel liceo scientifico Nievo. La procura aveva immediatamente avviato le indagini. Nelle abitazioni dei 5 militanti, uno di loro con un ruolo all'interno di Casa Pound, sono state trovate bandiere naziste con svastiche, una bandiera della Repubblica Sociale di Salò, riviste e materiale di propaganda neonazista, una mazza da baseball, moltissimi fumogeni e torce illuminanti. Ritrovati anche caschi e passamontagna e le bombolette spray utilizzate nel raid vandalico. Continua a far discutere il caso del video contro la polizia, girato e pubblicato durante i controlli di venerdì notte a Treviso. Le parole del deputato Gianangelo Boff. Finirà sul tavolo del Ministro della Giustizia il caso del video di un giovane marocchino ubriaco in possesso di stupefacente contro gli agenti di una volante della questura di Treviso. A confermarlo oggi alla nostra Francesca Bozza il deputato della Lega e sindaco di Tarso Gianangelo Boff, che punta a ripristinare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Ci deve essere un reato che chi, come era prima, che chi offende, insulta, oltraggia le forze dell'ordine, i pubblici ufficiali, deve essere procedibile d'ufficio, penalmente. È un appello rivolto al ministro Nordio in qualche modo, quello di poter metterci mano, onorevole? Secondo me è una delle cose che mi sono appuntato, è una delle cose con le quali ne parleremo con chi è, noi abbiamo anche l'onorevole Bisa che è in Commissione Giustizia. Questo mentre dal SAP, Sindacato Autonomo Polizia, parte una richiesta indirizzata al questore di Treviso. Ci aspettiamo assolutamente la presentazione da parte della questura di una denuncia all'autorità giudiziaria per i fatti che saranno poi individuati dall'autorità giudiziaria. Sindacato che ipotizza come quel video montato ad arte sia stato una sorta di agguato al quale rispondere munendo gli agenti delle telecamere sulla divisa. Ogni poliziotto indossa una telecamera, lo vediamo nei film americani, quella telecamera registra tutto, deve essere registrato tutto e non deve essere manipolato nessun tipo di immagine. In caso di problemi l'autorità giudiziaria prenderà in carico queste immagini e ne farà eventualmente una fonte di prova. Infine il sindacato lancia un appello a chi garantisce ogni giorno la sicurezza dei cittadini. Bisogna guardarsi le spalle e bisogna fare attenzione a tutte queste componenti poi manipolatorie che vengono messe in atto. Rapine, ferimenti, spaccio di droga, furti, sono diversi gli episodi attribuiti a 2 pericolosi pregiudicati originari dell'Africa, adesso sono stati scortati in Gambia. 2 gambiani, un curriculum criminale di cui vergognarsi. Uno a 25 anni, sbarcato a Lampedusa nel 2016, vive di espedienti. Nel 2021 una rapina in un supermercato aveva portato al ferimento di una cassiera. 2 anni fa a Schio l'aggressione di un anziano rapinato del portafoglio. Poi un furto in abitazione a 2 ville, inseguito dalle forze dell'ordine, oppone resistenza a pubblico ufficiale. Gli episodi che gli vengono attribuiti lo hanno portato a patteggiare 2 anni di reclusione. Espulso, aveva fatto ricorso sostenendo di non meritare il rimpatrio perché ben integrato in Italia. Ma il tribunale di sorveglianza aveva rigettato la sua opposizione proprio per la sua pericolosità sociale. L'altro gambiano ha 43 anni, richiedente asilo politico, nel 2017 inizia a spacciare droga a Milano, dove viene trovato con 2 coltelli e un martello. Nel 2018 viene condannato per droga, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'immigrato, irregolare in quanto non idoneo all'ottenimento della protezione internazionale che aveva richiesto, si trasferisce in Veneto a Vicenza e continua a delinquere fino all'arresto per cumulo di pene. L'ufficio immigrazione della questura di Vicenza lavora per mesi per ottemperare a
tutte le pratiche burocratiche legate al rimpatrio dei 2 pericolosi pregiudicati stranieri tra documenti, visti e autorizzazioni. Il questore Paolo Sartori emette un decreto di allontanamento dall'Italia e i 2, già detenuti nella casa circondariale di Vicenza, vengono espulsi e scortati dagli uomini della questura sino al loro paese d'origine, dove vengono consegnati alla polizia del paese africano. La lunga chiusura del ghiacciaio della Marmolada ai giorni contati. Sono attesi per questa settimana il provvedimento di revoca dell'ordinanza emessa lo scorso agosto dal comune di Canazei e la pubblicazione di un piano della sicurezza redatto dalla Protezione Civile trentina. In tempi brevi si risolve, questione di qualche giorno. Parola dell'assessore e vicepresidente della provincia autonoma di Trento, Mario Tonina. L'attesa è per il varo del piano della sicurezza per la riapertura del ghiacciaio della Marmolada, una relazione tecnica elaborata dalla Protezione Civile trentina che entro questa settimana consentirà la sospensione o addirittura la revoca dell'ordinanza di agosto del comune di Canazei, fortemente sostenuta dagli impiantisti della società bellunese Marmolada SRL, al momento in estrema difficoltà in vista dell'avvio della stagione invernale. Stamattina proprio Marmolada SRL e Comune di Roccapietore hanno investito della questione il consorzio Dolomiti Superski. Il Dolomiti Superski è una voce importante fra gli imprenditori delle Dolomiti, forse la voce più importante, quindi crediamo che avere alleato il Dolomiti Superski sia la cosa primaria. È un alleato perché per il Dolomiti Superski la Marmolada chiusa è sicuramente un punto negativo. In una duplice missiva, impiantisti e amministrazioni di Roccapietore chiedono al consorzio Dolomiti Superski di assumere ogni azione utile a consentire l'avvio della stagione invernale essenziale per la comunità, sia sotto il profilo economico che sociale. Ufficialmente il consorzio finora ha tenuto un profilo basso, preferendo stare alla larga da una questione politico-amministrativa che è diventata tale dopo la presa di posizione netta della provincia di Trento di qualche giorno fa. La sicurezza delle persone prima degli aspetti di ogni natura. La dichiarazione ufficiale dell'ente guidato da Maurizio Fugatti, che ha annunciato la conclusione del lavoro dei tecnici chiamati a svolgere accertamenti in grado di dare indicazioni inconfutabili e funzionali alle previsioni gestionali future del ghiacciaio. Una linea tutt'altro che soft, quella di Trento. Bonari, fino ad ora i solleciti inviati dal bellunese, che pur avendone facoltà ha evitato la strada dei ricorsi amministrativi. Non stiamo cercando la lite, ma stiamo cercando di capire il perché probabilmente hanno dei motivi, che ce li dicano. La lotta all'inquinamento in Veneto sta dando buoni risultati. Il primo summit regionale di Lega Ambiente per l'aria pulita certifica il calo dello smog. In Veneto c'è meno smog. La qualità dell'aria sta migliorando grazie alle pratiche anti-inquinamento messe in atto da Regione e Comuni. Il primo summit Aria Pulita in Veneto, organizzato da Lega Ambiente a Venezia, parte da questo dato di fatto, ottenuto tramite un questionario compilato dai 16 comuni che in Regione superano i 30.000 abitanti. Purtroppo non è ancora sufficiente per ottenere i risultati che saranno richiesti dalle direttive europee, però ogni comune sta facendo la sua parte e anche i cittadini rispettando le ordinanze. La lotta all'inquinamento è dislocata in tutta la regione. Padova, ad esempio, è in testa per investimenti e mobilità condivisa, Treviso per gli incentivi ai cittadini, Verona e Vicenza per numero di passeggeri del trasporto pubblico. Complessivamente i comuni veneti hanno investito 400 milioni di euro per migliorare la qualità dell'aria e non sono soli. La Regione negli ultimi 3 anni ha investito 834 milioni di euro, che vanno a sommarsi alle centinaia di milioni di euro che abbiamo investito negli anni precedenti. Quindi cifre molto rilevanti che hanno portato effettivamente a una riduzione, un abbattimento importante degli inquinanti. Nonostante questo, però, dati sanitari e giorni di sforamento delle polveri sottili nell'aria continuano a preoccupare, anche alla luce di una nuova direttiva europea che introdurrà dei limiti ancora più restrittivi. Secondo Lega Ambiente Veneto, occorre rafforzare il coordinamento tra i vari enti. Lavorano tutti su, layer, strati separati. Noi vogliamo che invece questi strati si mischino, che si lavori a multilivello e che le azioni possano essere ripetute e sostenute economicamente in tutti i territori per fare in modo che le buone pratiche possano penetrare i livelli amministrativi e possano essere copiate e adeguate anche in territori diversi da quelle dove si sviluppano. La storia di Francesca, una giovane donna di Massanzago che ha deciso di sottoporsi ad un intervento per evitare una futura gravidanza.
Ho sempre saputo di non essere nata per diventare madre. Da questa consapevolezza nasce la volontà di Francesca Guacci, 28enne di Massanzago nel Padovano, di sottoporsi a un intervento di asportazione delle tube. Una scelta drastica che Francesca ritiene però un suo diritto. Appena compiuti 22 anni ho deciso di pretendere questo mio diritto e ho iniziato ad informarmi più seriamente, perché negli anni precedenti ero stata rimbalzata da medici, professionisti di vario tipo che non volevano fornirmi le informazioni necessarie e addirittura mi denigravano, mi davano della snaturata, mi consigliavano visite psichiatriche. Il percorso per arrivare all'operazione è stato tortuoso, con molti no detti più o meno garbatamente dai medici. A 5 anni dall'operazione, Francesca dice di non essersi pentita e che non si pentirà. Sono sempre stata una persona molto introspettiva, che si è chiesta chi è, cosa vuole dalla vita. Non ho mai scelto nulla per capriccio o con leggerezza, con superficialità. La storia di Francesca, che nella vita fa la fitness influencer sui social network, ha inevitabilmente alzato un polverone di polemiche. Non mi arrabbio, non mi irrito, non mi sento umiliata. Anche prima ho risposto tranquillamente a critiche, domande, dubbi. Qualcuno si è permesso di usare certe parole, ma dentro di me non ho sentito nulla. Prima di sottoporsi all'operazione usava contraccettivi che però non le garantivano l'adeguata sicurezza di non restare incinta. Questa operazione era perfetta per me, poco invasiva, non è sterilizzante perché ovaie e utero, gli organi riproduttori restano, si resta fertili, il ciclo rimane. Sì, è un'asportazione, è una sorta di mutilazione se vogliamo, ma è molto leggera. Il problema della denatalità, che in provincia di Padova ha visto crollare in 10 anni il numero dei nuovi nati, non la preoccupa. Se guardiamo la situazione globale, siamo in una situazione di sovrappopolazione e in ogni caso penso non sia un motivo sufficiente per mettere in discussione se stessi e le proprie scelte di vita. Portasse anche all'estinzione resterebbe un nostro diritto. Da 3 è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Previsione del tempo per martedì 15 novembre. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, una perturbazione raggiunge il nostro territorio. Al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie sparse sulla pianura, col passare delle ore nuvolosità in aumento con cielo ovunque coperto. Precipitazioni dapprima su Rodigino, in estensione via via anche al resto della regione. Temperature in calo, minime sui 4-9 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso con un po' di sole al mattino e nubi più consistenti nella seconda parte della giornata. Non si escludono locali piovaschi. Temperature minime sui 6-11 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi. Sul Trentino Alto Adige la giornata inizierà con delle nubi basse in alcune vallate. Altrove il tempo sarà abbastanza soleggiato ma con tendenza d'aumento della nuvolosità e nel pomeriggio sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime intorno ai 12-13 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.